Benvenuti, oggi è giovedì 6 marzo 2025. Il sole sorge alle 6:26, tramonta alle 17:57, la luna si leva alle 10:09 e cala a mezzanotte 48. Oggi si celebra San Coletta. Il nome Coletta è diminutivo di Nicoletta, nome che deriva dal greco Nikolaos, che significa vincitore del popolo. In un'epoca in cui la violenza, l'odio e l'ingiustizia sembrano dominare il mondo, c'è una giornata che ci ricorda che esistono anche persone che hanno avuto il coraggio di opporsi al male e di difendere i valori umani. Si tratta della Giornata Europea dei Giusti, che si celebra oggi in tutta Europa. 79 anni per David Gilmour, una leggenda del rock psichedelico. Auguri al chitarrista dei Pink Floyd, la band che ha regalato al mondo capolavori come The Dark Side of the Moon e The Wall. Ha sostituito nel 1968 il fondatore Syd Barrett, afflitto da problemi psichici, e ha contribuito a definire il sound e lo stile dei Pink Floyd. Nonostante le tensioni interne al gruppo, Gilmour ha continuato a suonare e a produrre musica di qualità, sia come solista che con i suoi ex compagni. Sono 61 gli anni per Mike Mulley, il manager che ha guidato Fiat Chrysler Automobiles dopo la scomparsa di Sergio Marchionne. Esperto di ingegneria e di business, ha iniziato la sua carriera nel settore automobilistico nel 2000. Nel 2009 è diventato il capo del marchio Jeep, portandolo a un successo globale. Nel 2018 è stato nominato amministratore delegato di FCA, il gruppo che riunisce marchi storici come Fiat, Alfa Romeo e Lancia. 53 anni per Shaquille O'Neal, uno dei giganti della pallacanestro. Buon compleanno a questo fenomeno dell'NBA che ha vinto 4 titoli, di cui 3 con i Los Angeles Lakers. Shaq, come è soprannominato, è stato anche un campione con la nazionale statunitense. Con i suoi 2,16 m di altezza e i suoi 147 kg di peso, Shaq è stato uno dei giocatori più forti e dominanti della storia dell'NBA. Ingombrante, tutt'altro che maneggevole e molto costoso. Si presentava così il primo cellulare a debuttare nelle vetrine dei negozi il 6 marzo del 1983. Paragonato ai moderni smartphone, fa un certo effetto, eppure cominciò da qui l'era della telefonia mobile. La sfida di farne il nuovo strumento di comunicazione tra le persone fu raccolta da John Mitchell, vicepresidente della Motorola. Ma i geni nuovi possono essere ereditati? Cioè, se un paziente è sottoposto a terapia genica, per cui viene modificato il materiale genetico al fine di poter curare delle patologie, allora anche i suoi possibili figli risentiranno di quella particolare modifica genetica? Se si segue una terapia genica tradizionale, i geni rimangono nei tessuti malati e non vengono trasmessi alla prole, mentre con la terapia genica germinale, considerata eticamente scorretta, i geni verrebbero immessi anche in spermatozoi o cellule uovo, per cui verrebbero ereditati. Buongiorno ai 12, oggi la Luna si congiunge a Giove in accordo con Venere, tutti i grandi benefici danno un'energia positiva a tutto lo zodiaco, vediamo come. Ariete, decisamente questa configurazione di Luna e Giove in accordo con Venere che ruota proprio nei vostri gradi non può che portarvi amore e tanta soddisfazione. Oggi arriveranno belle notizie e sarete anche pronti per un viaggio di lavoro o per qualcosa di gratificante nelle vostre vite. Toro, Luna e Giove congiunti in seconda casa, si direbbe che è ora di incassare, l'oroscopo direbbe proprio così, visto che Luna e Giove sono nella vostra ideale seconda casa, ma vi danno anche un dono prospettico, una visione delle cose molto di sintesi, pratica, oggettiva e vantaggiosa per voi.
Gemelli, è proprio nei vostri gradi che la congiunzione Luna-Giove si forma, dando luogo ad uno spettacolo di positività zodiacale, ed eccovi pronti di nuovo a essere energici, forti, a fare risalire l'umore e a prendere iniziative positive in termini associazionistici e lavorativi. Ottimo in amore. Cancro, la vostra giornata oggi è un po' pensierosa, forse perché state valutando tutta una serie di cambiamenti pratici, logistici, viaggi, spostamenti, traslochi, trasferimenti, ed ecco che la vostra vita prenderà una piega nuova e l'inizio di una nuova fase delle vostre esistenze. Leone, la giornata di oggi è quanto mai positiva, Venere dalla vostra parte, ma anche la Luna e Giove congiunti che vi salutano in una maniera positiva e allegra. Dipanati forse i dubbi o i sospetti su qualcosa, anche Mercurio vi dà una mano facendovi dialogare meglio. Ottimo in amore. Vergine, una giornata oggi che vede accentuarsi e amplificarsi tutta una serie di scadenze, impegni e di incombenze, proprio perché la Luna con Giove quadra i vostri gradi zodiacali e vi intima di essere un po' più veloci nel chiudere alcune faccende in sospeso, anche in amore. Bilancia, ecco che questa configurazione vi riporta il sorriso, tutta una serie di sintesi positive, tutta una serie di vantaggi legali, economici e patrimoniali sembrano allietare con queste belle notizie la giornata a voi Bilancia. In famiglia e negli affari oggi siete abbastanza trionfali e positivi. Scorpione, giornata oggi veramente intensa, proprio perché Luna e Giove dispongono un'amplificazione di tutta una serie di sensibilità. Marte peraltro vi fa assolutamente integrare col mondo delle passioni e proprio oggi avrete prova del fatto che la compatibilità con il vostro partner è assolutamente alle stelle. Sagittario, giornata oggi molto interessante, il vostro pianeta Giove viene stimolato dalla Luna in opposizione, quindi quali sono le vostre ambizioni, i vostri obiettivi da raggiungere? Questa volta però le stelle vi ricordano con Venere che sono raggiungibili in due, quindi potrete dividere tutto con il partner. Avere un progetto di vita del resto è la base per una coppia felice. Capricorno, giornata oggi che vi lascia un po' fuori dai giochi planetari. Rimane Marte ad incalzarvi, ma Mercurio e Venere sapranno trovare la strategia. È un periodo in cui farete buon viso a cattivo gioco e anche se non vi piacciono alcune cose o persone, sarete insospettabili ma assolutamente immediati quando dovrete prendere delle decisioni importanti. Acquario, una giornata oggi molto positiva. Luna e Giove intrigono sul vostro Plutone che dialoga tra l'altro con Mercurio e con Venere. Ottima la disposizione in gradi, oggi potete di tutto e soprattutto in amore sarete assolutamente felici. Giove e la Luna vi ricordano che la vostra popolarità è in aumento, quindi fate attenzione a gestire bene il vostro lavoro in maniera sapiente ed esperta. Pesci, giornata oggi che vede un bailam zodiacale agitarsi intorno a voi. I movimenti sono proprio davanti ai vostri occhi. Molto probabilmente dovrete interpretare bene le parole di chi vi vuole dare un consiglio. Luna e Giove vi ricordano che a volte fare il passo più lungo della gamba potrebbe comportare alcune conseguenze. Chi è stato l'artista che ha dato forma alla Pietà, al David e alla Cappella Sistina? Chi è stato il genio che ha rivoluzionato l'arte del Rinascimento? Parliamo di Michelangelo, nato il 6 marzo del 1475 a Caprese, in Toscana. Era noto per essere molto orgoglioso e irascibile, tanto da litigare spesso con i suoi committenti e con gli altri artisti. Non amava lavarsi e dormiva con gli abiti addosso per non perdere tempo dal suo lavoro, ma la sua vera ossessione era il marmo, il materiale con cui scolpì alcune delle opere più belle della storia dell'arte. Guardate questa immagine, è il David, il simbolo della città di Firenze. Michelangelo lo scolpì a partire da un blocco di marmo già scartato da altri due artisti, perché lo ritenevano troppo fragile. Eppure da quel blocco Michelangelo trasse fuori una figura di una bellezza e una perfezione incredibili.
Stai fresco. Ma sapete da dove viene questa espressione che usiamo per dire che qualcosa non succederà mai? Da Dante Alighieri, il padre della nostra lingua. Nel suo viaggio nell'inferno, Dante incontra i peccatori sepolti nel ghiaccio del Cocito e li descrive così: là dove i peccatori stanno freschi. Quindi la prossima volta che qualcuno vi dice stai fresco, potete rispondere con una citazione dantesca. Ma chi ha detto che per saltare in alto bisogna passare con la pancia sopra l'asticella? Non certo Dick Fosbury, il matto di oggi, che ha rivoluzionato il salto in alto con uno stile assurdo e geniale. 5 anni dopo aver sbattuto la testa contro l'asticella, Dick stupisce il mondo alle Olimpiadi di Città del Messico. Con 2 scarpe di colore diverso, una rincorsa a semicerchio e una torsione della schiena, Dick vola sopra l'asticella, girato al contrario, di schiena. Sembra una follia, ma funziona. Dick vince l'oro e stabilisce il record olimpico a 2,24 m. I critici lo chiamano il pigro saltatore in alto, ma lui non si cura. Ha inventato il Fosbury Flop, lo stile che conquisterà il 95% dei saltatori. Ci salutiamo con la frase del giorno. Se noi rimandiamo la felicità a quando avremo risolto i nostri problemi o realizzato i nostri obiettivi, il meglio che ci può capitare è che rinunciamo a vivere. Vivete sempre appieno ogni giornata, apprezzando tutte le piccole cose che ci capitano durante il nostro percorso. Noi ci vediamo domani per accogliere tutte le cose belle che ogni nuovo giorno ci offre. A domani e buona giornata dalla vostra Martina.